Seconda batteria del Memorial Vincenzo Gasparetto, sono sempre 7 anziani al via, ricordiamo in 4 in finale, è favorito in seconda fila General Bianco. 1 Alissa Trio, Marco Stefani, 2 Antonio Boccino, Maurizio Cheli, 3 Zeppelin Q Bar, Natale Cintura, 4 Borderline Pax, Lorenzo Baldi, 5 Breeding Demi, Enrico Bellei, 6 Una Bella Gar, Cesare Ferranti, 7 General Bianco, Alessandro Gocciadoro. L'allenamento è completato e la macchina va a lasciarli con una bella lotta per il comando. Antonio Boccino, Borderline Pax a largo di tutti, anche Una Bella Gar che ci prova, poi anche Breeding Demi. Si imbocca la prima curva con Antonio Boccino che rientra, Borderline Pax cerca posto, Breeding Demi in mezzo alla pista, insiste Una Bella Gar, allo steccato Alissa Trio a precedere General Bianco, alla retroguardia invece Zeppelin Q Bar. 14 appena scarso per i primi 200 metri di corsa con Antonio Boccino che si è messo in vantaggio e sembra essere intenzionato a correrci. In seconda posizione c'è Borderline Pax, di fuori scoperta Una Bella Gar. Dopo i primi 400 metri di corsa sul piede del 29, rallenta ora in maniera drastica il ritmo Antonio Boccino che cerca di ridurre la distanza, muove in mezzo alla pista Zeppelin Q Bar che davanti alle tribune cerca di portarsi sui primi. Una Bella Gar che sembra contenta di avere una scia quando siamo agli 800 metri passati con una frazione in 31 e mezzo, un minuto per la metà gara, con Antonio Boccino che guida, Zeppelin Q Bar che arriva ai suoi fianchi. Allo steccato sempre Borderline Pax avanti ad Alissa Trio, la terza pariglia esterna per Breeding Demi, l'ultima posizione alla corda per General Bianco che dovrà inventare qualcosa per venire fuori da lì. Quando il chilometro si è andato in 1.14,6 ed Antonio Boccino continua a portare a spasso la compagnia a 400 metri dalla conclusione, 1.29, 2,75 di miglio in vantaggio Antonio Boccino. Al largo persevera Zeppelin Q Bar, allo steccato chiuso Borderline Pax in attesa dell'open stretch, muove con decisione Breeding Demi che trova però l'anticipo di Una Bella Gara, ingresso in retta arriva, è passato Zeppelin Q Bar nei confronti di Antonio Boccino, allarga Una Bella Gara in mezzo alla pista Breeding Demi, tra i cavalli Alissa Trio, allo steccato General Bianco, arrivo a ventaglio con Alissa Trio che sbuca tra i cavalli e porta a casa la vittoria. Poi General Bianco e Breeding Demi che finiscono molto vicini. E bisogna andare dal giudice d'arrivo. Alissa Trio e Marco Stefani a 50 contro 1 e fanno davvero un bel colpo per il training di Francesco Alessandrini, forma super per la scuderia Trio. Andiamo a rivedere nelle immagini la vittoria di Alissa Trio, mentre per la piazza d'onore sono strettissimi Breeding Demi e General Bianco. Poi si giocano la finale ancora Una Bella Gara e Zeppelin Q Bar. Ovviamente bisogna andare dal giudice d'arrivo per dirimere la fotografia per le piazze. La vittoria però è sicura per Alissa Trio e Marco Stefani.